Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura la tragedia della donna morta poco dopo essere caduta da una barella a Termini Imerese, nel Palermitano. I figli hanno sporto denuncia contro ignoti per fare luce sull'accaduto. Aperta un'inchiesta. Scoppia la polemica per il logo realizzato per promuovere la Calabria alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna. Nella grafica che raffigura l'Italia mancano la Sicilia e la Sardegna. Non ce l'ha fatta Giuseppe Stabile, il 23enne, morto dopo una settimana di agonia. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. I suoi organi saranno donati. Ci spostiamo a Caltagirone, in provincia di Catania, dove è stato arrestato un 54enne per spaccio, trovati 2 kg di hashish ai piedi di un albero situato nei pressi dell'abitazione. In conclusione il meteo, la Sicilia si divide tra sole e pioggia, domani il maltempo si concentrerà su Messina e Ragusa. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.